Ciao a tutti, vi voglio mostrare un paesaggio veramente bucolico. Guardate, laggiù, lo vedete? Qui c'è Esterzili con tutte le lucine accese, si vede naturalmente solo una parte del paese, ma guardate i colori del cielo, che meraviglia! E da questa parte c'è un bellissimo gregge che pascola, ma non trovate che sia splendido? Io sto rientrando a casa, li sentite? Questi cani sono i guardiani del gregge, non ho nessuna intenzione di lasciare l'abitacolo della macchina. Sono comodamente parcheggiata, ma al sicuro, onde evitare incidenti. Bene, è stata una domenica bellissima, ho dedicato molto tempo al cucito, ma anche alla cucina. Ho ideato un nuovo dolce e ho preparato un pranzo tipico estersilese. Sono stata a Sassari con l'impegno con un'amica, fugace ma molto bello, perché quando attraverso il centro storico di questo bellissimo paese provo sempre tanta felicità. È bello, sa di antico, sa di passato, racconta la storia di un tempo che non c'è oramai più e mi piace tantissimo. Bene, ho ideato un dolce che ho chiamato dolce anniversario de Saigina. Saigina è la vicina di casa. Io ho avuto una vicina di casa eccezionale che adesso si è trasferita in Campidano, la mia cara amica Iva, a cui dedico questa creazione. Quindi, se siete curiosi di sapere di che cosa si tratta, allora, aio! Beniga di Gontu! Questo dolce sarà alle pesche e al melone. Allora, il melone l'abbiamo acquistato a Luna Matrona direttamente dalla contadina nel suo giardino, e invece le pesche sono di un giardino della Campidano, ma ormai sono proprio le ultime e nonostante siano di proprietà non sono tanto gustose, perché si è molto ben inoltrato e la stagione delle pesche è praticamente finita, nonostante il calore fuori dalla norma. Ho acceso il forno a 160 gradi e comincio a prepararmi l'attrezzatura. Il frullino, un contenitore, una teglia rotonda che però si può aprire, due ovette e solo 60 grammi di zucchero, neanche mi preoccupo di sciogliere tutti i grumi. Guardate, carta forno, e segno con un coltellino filato il limite della tortiera, il bordo. Lo vedete che si distingue chiaramente? Ora lo taglio. Per essere proprio perfetto bisogna prendere la misura prima di mettere il fondo della tortiera, solo io l'avevo già inserito e non avevo voglia di toglierlo. Aggiungo questa miscela composta da 90 g di farina, 60 g di fecola di patate e 8 g di lievito per dolci. Guardate, io per non sporcarmi la casa di polvere, prima mescolo con le fruste spente, così. Adesso ho una mano occupata e mi viene un po' male. E poi accendo il frullino. Adesso arriva il bello, visto che sto improvvisando. Dunque, una tazzina di latte, neanche una tazzina d'olio, ma soprattutto una tazzina di succo di sciroppo di amarene. Eccolo qua, è pronto per andare in forno, presumo per circa un quarto d'ora. In un pentolino faccio ammollare la gelatina, 12 grammi, sono 4 fogli. Potete usare anche una ciotolina, io di solito uso quello che mi è più pratico, mi è più vicino in quel momento, in questo caso un pentolino. Ora passo a montare a neve la panna. La tortina è pronta, cotto qualche minuto in più, bastava un quarto d'ora, invece sono passati 20 minuti. L'ho tolta dalla tortiera e l'ho capovolta su un foglio di carta forno. Nel mentre ho anche già preparato la panna montata, montatissima. Inizio con questa proporzione, poi vediamo. Ho ottenuto questa meravigliosa crema di frutta, quindi un bellissimo frullato, un buonissimo frullato. Ora ne tolgo un po' per bagnare il mio biscotto.
che andrò a posizionare in questo piatto perché tanto la parte centrale verrà coperta dal dolce. La parte centrale è riportato il mio segno zodiacale. Ho aggiunto dell'acqua e quindi l'ho fatto diventare molto liquido. Ora bagno la parte sotto questa, la parte sotto perché questa è quella che ha cotto di più. Ho diluito più o meno in parti uguali crema di frutta e acqua e ora bagno la parte inferiore del dolce, quello che ha cotto di più. Ecco, bastavano 15 minuti, lo immaginavo, ma mi sono distratta. Ha cotto 20, per cui un po' troppo. Unisco anche un po' di panna, quanto non ve lo so dire perché a sentimento, 3 cucchiaiate abbondanti. Verso la mia frutta, il frullato. Manca l'ultimo tocco, la gelatina. L'ho strizzata e ho aggiunto 3 cucchiaini di acqua con 4 tuorli e 90 grammi di zucchero. Li vedete che i tuorli sono diversi, 3 sono identici e uno enorme, non cambia nulla, non è così importante. Non mi preoccupo neanche di sciogliere i grumi, frullo insieme perché tanto sono solo 4 tuorli, è velocissimo il procedimento. Potevo usarne anche 80 grammi di zucchero, perché? Perché c'è il dolce della frutta. Le uova sono pronte, ora aggiungo 250 grammi di mascarpone senza lattosio. Non vi ho detto che ho trovato dei fantastici cucchiaini di legno piccolini per quando devo preparare, ad esempio, la gelatina e non devo fregare acciaio con acciaio. Lo sto inaugurando oggi perché ce li ho da qualche mese, ma ogni volta mi dimentico di utilizzarli. Ecco qua, tra un attimo inizierà a bollire. Anche la gelatina è pronta e adesso la unisco al mio composto. Guardate, ho unito un cucchiaio di succo d'arancia, perché l'arancia è terribile, copre tutti i sapori, è molto forte come sapore, come gusto, come aroma, e avevo intenzione di non usarla per niente, ma alla fine non ho resistito, perché alle pesche, all'anguria, ai mandarini fa parte della mia frutta preferita. L'ho trasferito in congelatore e ci starà per circa 2 ore. Bene, è stata diverse ore in frigorifero e anche 1 ora e mezza in congelatore. Ora, con un coltellino affilato, quando guardo il video poi combino i danni, si passa bene in tutti i bordi. Scusate, in tutto il bordo. Ho aperto e ho tolto la mia cerniera e questo è il risultato, che è già bello, è già carino così, però la voglio perfezionare. Riempio il mio sacco da pasticcere e poi andamento lento. Allora proviamo con una sola mano. Si vede? Questo è il lavoro in corso. Ora vediamo se aggiungere qualcosa. Il mio dolce autunnale è pronto, eccolo qua, in tutto il suo splendore. Dovrebbe essere anche molto gustoso e comunque vi aggiornerò più tardi. Dopo la prima fetta ho chiesto com'è il dolce, la risposta poco. Beh, vuol dire che è piaciuto. Ora vi dico che cosa ne penso io. Buonissimo, dolcissimo e freschissimo, nonostante abbia messo pochissimo zucchero, ve lo ricordo. Bene, provatelo e poi fatemi sapere che cosa ne pensate. Grazie per aver visto il video e a presto. Ciao!